200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Stefano Caron, titolare dell'azienda Bedont, uno dei 6 veneti vincitori di questo premio prestigioso in cui la Confartigianato ha voluto premiare degli oggetti particolarmente di tradizione ma che sono anche evoluti. La vostra azienda ha partecipato con una panca molto originale su cui lei adesso è seduto. Ci racconti un attimo del suo prodotto e della sua azienda? Beh, la nostra azienda è un'azienda nata ancora agli 80 anni fa circa, che dopo si è evoluta in una fase artigianale ed è un'azienda che è molto portata per l'esportazione, per l'export praticamente. Infatti il nostro fatturato è per circa oltre il 90% all'estero. E noi siamo qui con questo bel disegno che ci ha fatto il nostro designer Diego Chilò. È una panca che può stare sia all'aperto che al chiuso, molto indicata per grandi spazi anche. Ecco. Quindi l'abbinata tra la tradizione del legno, della lavorazione artigianale, però con un tocco di design che sembra essere un po' il futuro, la personalizzazione e l'oggettistica disegnata da architetti o comunque gente che si specializza in questo. Ne parliamo con Diego Chilò, è l'architetto e il designer che collabora con l'azienda. Sì, ho avuto questo incarico dall'azienda Bedont per indicare qual era il tipo di prodotto, in questo caso il legno, mediante un oggetto inconsueto. Loro producono sedie mi sembra da 80-90 anni, ancora dalla vecchia famiglia, e l'importante era proprio far capire al fruitore la matericità di cui loro sono particolarmente bravi. Questo elemento di seduta un po' particolare rappresenta un po' la sostanza ma anche la capacità di mettere insieme elementi tecnologicamente molto semplici con un disegno particolarissimo per spazi trasversali come appunto musei, come ambienti, mostre, oppure spazi teatrali, oppure spazi tipo questo, insomma, dove la quantità di sedute è abbastanza alta, con un rapporto costo e anche efficienza dell'oggetto che è abbastanza interessante. Ha trovato difficoltà a collaborare con l'impresa artigiana o è un partner ideale per una che fa design? Ma credo che in questo momento l'artigianalità estrema potrà essere probabilmente uno sbocco del futuro. Saranno le due strade. Io mi occupo da 30 anni di design, quindi ci sarà o la grande industria, quindi il grande processo industriale, oppure l'artigianalità estremamente elevata, come in questo caso abbiamo applicato tecnologie che abbiamo dato nel mercato assemblando elementi semplici per avere un disegno molto forte, aggressivo, un appeal commerciale in particolare, e mi sembra che il risultato sia stato sufficientemente evidente, quindi essere raggiunti qui fra i 26 mi sembra un obiettivo interessante.